Pasolini e Sciascia al Festival Riscoprire l'Europa dell'Aquila. Dall'8 ottobre è in corso nella città colpita dal terremoto nel 2009 la mostra Sciascia presenta Pasolini con le fotografie di Dino Pedreali conservate ad Agrigento dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini di Angelo Pitrone, che ritraggono Leonardo Sciascia e Dino Pedreali all'inaugurazione della mostra che si è svolta ad Agrigento nel 1986. È una mostra che racconta di un incontro accaduto ad Agrigento al Centro Culturale Pierpaolo Pasolini il 31 ottobre del 1986, quando al Pasolini fu ospitata la mostra di fotografie di Dino Pedriali su Pierpaolo Pasolini, a quasi 10 anni dalla scomparsa del poeta. Oggi siamo al centenario della nascita di Pierpaolo e questa, una parte della mostra di Dino Pedriali, viene esposta in questo spazio della città dell'Aquila insieme alle foto di quell'evento del lontano 1986, con le immagini di Sciascia che insieme a Pedriali ricordava Pierpaolo. Era presente anche la cara amica e critico fotografico Giuliana Scimè, che purtroppo in questa settimana ci ha lasciati. È stato un incontro estremamente proficuo, molto interessante, molto stimolante. Sciascia in quell'occasione donò al Pasolini anche una copia di 7 lettere del carteggio tra lui e Pierpaolo Pasolini, appunto, che oggi fanno parte anche dell'esposizione che abbiamo qui all'Aquila, insieme con i libri, una selezione di libri di prima edizione, appunto, di Pierpaolo. La mia presenza all'Aquila è in una testimonianza, mi piace dire, in un riferimento, che è una parola capace di valere come doppia ferita, ferirsi 2 volte. Lo facciamo attraverso le parole di Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi passaggi fondamentali, come fondamentale è stato il suo di passaggio e l'eredità che ha lasciato e quella anche che non ha lasciato. Ecco. Con Angelo Pitrone e Pippo Di Falco abbiamo curato queste 2 mostre interessanti qui all'Aquila, al prestigioso festival Riscoprire l'Europa, Arte, Cultura e Innovazione, che si organizza proprio qui nel 10° anniversario del terremoto che ha colpito questa straordinaria città. Una mostra su Pierpaolo Pasolini con un omaggio anche a Leonardo Sciascia, perché queste foto di Dino Pedriali sono state inaugurate, che appartengono al Centro Pasolini di Agrigento, quella mostra fu inaugurata negli anni '80 da Leonardo Sciascia. Ci sono infatti anche le foto di Pitrone che raccontano quel momento particolare. In quegli anni, tra l'altro, Sciascia donò al Centro Pasolini di Agrigento alcune delle lettere che ha ricevuto da Pasolini, che adesso si trovano nella sede della Fondazione Sciascia. Quindi già negli anni '80 lo scrittore di Racalmuto evidenziò l'importanza di queste lettere, dandole appunto in copia al Centro Pasolini di Agrigento. Un appuntamento importante è quello dell'Aquila, che apre i rapporti culturali tra Agrigento, Racalmuto e questa straordinaria città che in questo festival ha voluto anche rendere omaggio ai 100 anni di Pierpaolo Pasolini. Assieme alla mostra promossa dal Centro Pierpaolo Pasolini di Agrigento, composta da foto originali importanti di Dino Pedriali, Mario Dondero e Angelo Pitrone, abbiamo portato all'Aquila la mostra bibliografica di prime edizioni di Pierpaolo Pasolini, già messa in mostra al Circo Unione di Racalmuto. Crediamo che questa accoppiata, fotografie, libri e materiale raro e di qualità, sia un avvenimento importante. La riporteremo poi a Racalmuto e comunque è celebrativa del 101
ennesimo anno della nascita di Leonardo Sciascia e del 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Questo è l'omaggio che Centro Pasolini e Casa Sciascia fanno a questo anniversario.